coltivata. Hi, morning, Louis. That one is for the ham, right? We pack a month over 100 Imballiamo al mese oltre 100 tonnellate di carne, ovvero in un anno oltre 1 milione di chili di carne che inviamo ai ristoranti, agli alberghi, alle compagnie aeree, ai club, ovviamente al nostro negozio al dettaglio e presso il nostro bistrò. E poi siamo presenti anche online, quindi consegniamo la carne direttamente ai clienti. Then after that we use the Japanese slicer there, they slice it. So depending on Nessuno conosce la carne meglio di Ernst e André Huber, padre e figlio dietro alla più rinomata macelleria di Singapore, Huber Butchery. Per oltre 20 anni lo svizzero Ernst Huber ha sviluppato un'azienda che è diventata una miniera d'oro. Il consumo di carne è in costante aumento. La qualità è cambiata. Negli ultimi 20 anni i consumatori hanno imparato molte cose su quale tipo di carne usare per quale cottura, sulla qualità della carne, sul grasso o sulla sua stagionatura. Questi aspetti sono decisamente cambiati. Importano la carne da mattatoi di tutto il mondo e conoscono bene il dibattito attorno alla carne e al suo impatto ambientale. Sì, sfortunatamente gli animali hanno bisogno di molto spazio per muoversi e hanno bisogno di molto cibo per il loro sostentamento. Specialmente la carne di fascia alta, marmorizzata, richiede molta alimentazione particolare. Quindi la verità è che coltiviamo molto cibo per nutrire gli animali piuttosto che le persone. E questo sta diventando un problema. Si comincia a capire che non è la strada giusta da percorrere. we are an innovative meat company. Appartengo alla nuova generazione che sta prendendo il sopravvento. Voglio modernizzare l'azienda. Sono sempre alla ricerca delle ultime tendenze alimentari. Abbiamo già iniziato ad introdurre prodotti che sono più sani per il consumatore, come per esempio quelli senza nitriti. Ogni volta che cerco un agricoltore mi assicuro che segua pratiche sostenibili, che non usi ormoni della crescita o antibiotici, e solo allora decido di acquistare quella carne. Singapore, 5,6 milioni di abitanti, non ha risorse naturali né terreni agricoli e dipende dalle importazioni di cibo per il suo sostentamento. Una tendenza che il governo spera di cambiare entro il 2030, promuovendo start-up che ricorrono alla tecnologia per garantire la sicurezza alimentare. Le proteine alternative sono parte dell'iniziativa e la carne coltivata, in particolare, fa notizia insieme alla macelleria svizzera. Buongiorno André, come stai? Ciao Loretta. È un piacere vederti. Come stai? Il piacere è mio. Mi fa piacere essere qui, si parla molto di te ultimamente. Sì, ed è per questo prodotto che vedi qui. Questo è pollo coltivato. È un pollo le cui cellule vengono estratte da un vero pollo e vengono moltiplicate in una fabbrica. In seguito il prodotto viene fissato con degli ingredienti a base vegetale e così si ottiene la carne di pollo. Si consuma come un pollo allevato. Lo puoi rosolare, fare arrosto, friggere, come il pollo tradizionale. La tua è la prima macelleria al mondo a vendere carne coltivata, una decisione molto coraggiosa.
Quando mio fratello ed io abbiamo provato, ce ne siamo innamorati. Ha lo stesso gusto del pollo allevato, è delizioso. E siccome cerchiamo di essere più sostenibili, la carne coltivata ce lo permette. Non bisogna uccidere un animale per ottenere la carne. Io ho visitato molti mattatoi e non è una parte piacevole del processo. Questo è un modo diverso per produrre la carne. Thank you. Thank you, Zach. Very exciting. Tutto è cominciato 3 anni fa con le crocchette di pollo. Singapore è stato il primo paese al mondo a rilasciare la licenza per la produzione e la vendita della carne coltivata. Good Meat, una sussidiaria dell'americana Eat Just, rimane l'unica ditta a farlo in collaborazione con la macelleria Uber. Jeff, sono passati 3 anni dal nostro incontro. Dimmi in che modo la carne coltivata è cambiata rispetto alle crocchette che ho assaggiato con te. Sì, tu hai provato le nostre crocchette, che dentro sono molto omogenee. Da lì siamo passati alla seconda versione, ossia gli spiedini. Spiedini fatti con carne di pollo tritata. E oggi siamo alla terza versione. Come puoi vedere, è un pezzo di carne più grande. Progredendo, vogliamo produrre pezzi di carne più grandi. In termini di nutrienti, che differenza c'è tra fase 1, 2 e 3 della produzione? E ora usiamo un tipo diverso di proteina vegetale che aggiungiamo alla nostra composizione per creare un prodotto più strutturato. Viene testata dalle autorità? Certo, come per il pollo allevato che viene testato per la salmonella o cose del genere. E ci vuole circa una settimana per ricevere i risultati. Emozione! È un momento emozionante. Grazie, Jeff. Questo è il pollo fritto coltivato con pasta primavera. Fantastic. Thank you very much. Sicuramente sono pezzi più grandi. Is a bigger chunk? Sì, sono pezzi più grandi, assomiglia al pollo. Assomiglia al pollo normale. Prova. Yeah. Sa di pollo, del resto è pollo. You were approached by them a while ago? Good Meat ti aveva contattato 3 anni fa ma non ti aveva convinto. Cosa è cambiato? Convinced now. So what happened? Quando l'ho provato, sì, sapeva di pollo, ma la consistenza non era del tutto corretta. E poi, sai, anche l'idea di una crocchetta di pollo non è così salutare. Poi mi hanno contattato di nuovo l'anno scorso in ottobre. Ryan, mio fratello ed io l'abbiamo provato. Ce l'hanno cucinato in modi diversi. Siamo rimasti impressionati. Il gusto, la consistenza erano davvero come quelle del pollo allevato. Puoi averlo come un petto di pollo, puoi farlo saltare in padella, puoi tritarlo forse. Vogliamo offrire diverse opzioni ai clienti e vedere la loro reazione. Vi abbiamo servito la carne coltivata in stile kebab. L'insalata è molto tropicale, fresca, perché a Singapore fa molto caldo. Tagliamo il pollo a metà, poi a pezzi e poi potete mescolare tutto insieme. Buon appetito! Mi piace provare cose nuove. E questa potrebbe essere la carne del futuro, giusto? Magari fra qualche anno nessuno saprà che questa non viene da un animale. Tutti la mangeranno e basta. È un po' diverso dal pollo allevato. Mi sembra di mangiare un pollo che è andato in palestra. Più snello, meno grasso, ma nel complesso il gusto è buono.
Per me è importante pensare al futuro sostenibile, come affrontare la sicurezza alimentare per le prossime generazioni. Collaborare con Good Meat non è stata una decisione presa alla leggera da André Huber. Le visite nella fabbrica di carne coltivata in fase di allestimento permettono di continuare le verifiche su un processo che si discosta da quello tradizionale. Quello che vedi qui è il nostro serbatoio. Una volta che le componenti sono formulate, vengono pompate in questa cisterna in condizioni specifiche, fino a quando sono pronte per essere trasferite nelle vasche di coltura principale, qui dove le cellule sono inoculate. In seguito è nel bioreattore che inizia essenzialmente la crescita cellulare o il processo di crescita della coltura cellulare. Praticamente è qui che inserisci gli alimenti per nutrire le cellule che si moltiplicano. Giusto, le condizioni sono simili a quelle del corpo. La temperatura è di circa 37 gradi. Si aggiungono i nutrienti che vengono delicatamente guidati in modo che tutte le cellule vengano esposte a diverse componenti. E poi, con il tempo, quando viene radunata una quantità sufficiente di rifiuti, iniziamo il processo di raccolta. Penso che questo sia il futuro. In che misura la carne coltivata diventerà parte delle nostre vite dipende molto dalla necessaria riduzione dei costi e dalla capacità di produzione. Questa fabbrica produrrà da 20 a 30 mila chilogrammi di pollo coltivato all'anno, un primo passo verso la produzione di massa. Dubbi restano sull'alta intensità energetica usata, sulla trasparenza del processo e sulla sua vera sostenibilità. Sarà un esercizio di equilibrismo, vero? Da un lato dobbiamo garantire che la proprietà intellettuale rimanga tale e così che sopravviveremo. D'altra parte, per convincere i consumatori, dobbiamo rendere il processo trasparente. Oggi, per esempio, pubblichiamo online tutto ciò che è legato all'aspetto della sicurezza, al processo di produzione, ai test che eseguiamo per garantire che il prodotto sia pulito e commestibile. Anche l'approvazione dell'Agenzia per gli alimenti e i medicinali americani è in linea insieme al dossier completo che abbiamo sottoposto alle autorità, affinché i consumatori possano leggere e comprendere meglio questo processo. Sulla base delle informazioni che Good Meat ha presentato alla FDA, la conclusione è che gli alimenti composti da o contenenti materiali di cellule di pollo coltivate sono sicuri quanto gli alimenti prodotti con altri metodi. In primavera Good Meat ha ricevuto il semaforo verde dalle autorità americane che potrebbe portare ad un cambio di passo nell'industria, perché a 3 anni dal rilascio della prima ed unica licenza per molti è il momento della verità. Shiok Meats, una start-up ittica di Singapore, è una delle prime vittime del settore. Dopo 3 anni di marketing aggressivo sulla sua ambizione di portare sul mercato crostacei a base di cellule staminali, la sua direttrice Sandhya Sriram ha ammesso sui social media limiti, difficoltà ed errori. Sapevamo che non c'era futuro per questa ditta senza una tecnologia scalabile che funzioni. Siamo scienziati, il 90% degli esperimenti fallisce e questo vale per 9 start-up su 10. Il pesce coltivato seguirebbe lo stesso principio del pollo. Le cellule staminali vengono raccolte e mantenute in una banca frigorifera a meno 196 gradi prima di venire moltiplicate in un bioreattore. Più volte Sriram aveva parlato delle difficoltà di trovare degli investitori, specialmente dopo la pandemia da Covid-19.
Dalle attrezzature al capitale, ai fondi che servono per la ricerca, tutto richiede tempo. Oggi ci sono soltanto 1 o 2 aziende in grado di espandersi. Noi siamo la prima azienda di frutti di mare coltivati a Singapore. Non abbiamo ancora un prodotto sul mercato. Ci vorranno altri 2-3 anni per la crescita del settore, forse un decennio per la commercializzazione. Ma se ci pensi, l'intero settore esiste da meno di 10 anni. La tecnologia, l'innovazione non capitano improvvisamente. Ci vogliono 20-30 anni per le rivoluzioni. Secondo uno studio, la carne rappresenta quasi il 60% di tutti i gas serra della produzione alimentare. Per questo Singapore non rinuncia alla volontà di diventare un centro per la tecnologia alimentare. Per molti la soluzione starebbe in un modello ibrido di carne a base di cellule e a base di piante o carne vegetale, più facile ed economica da produrre in grande quantità. Io sto preparando un piccolo filetto di carne argentina allevata ad erba, quindi in pascolo, e lo faccio semplicemente scottato con un po' di sale e pepe, giusto per sentire il sapore della carne. Oh, yes, please. Thank you. Michele Pavanello è lo chef di uno dei ristoranti italiani più noti di Singapore, dove vive e lavora da 11 anni. La passione per il cibo arriva da un'infanzia vissuta in una famiglia di contadini che rispetta gli animali. La gente mi dirà sei retrogrado e tutto quanto, però sinceramente sono un po' un sentimentale per quanto riguarda le cose naturali. Cioè, io mi ricordo la gioia che vedevo quando mio padre offriva il salame che facevamo in casa ai suoi amici, quando dicevo questo è buono. Però, cioè, loro sapevano anche cosa ci andiava dietro a questo maiale. Facendo un po' di ricerche ho capito che usano delle metodologie che poi alla fine non è che siano così friendly per gli animali. Nel suo ristorante il consumo di carne rimane stabile da anni e per lui sarebbe difficile offrire alla clientela carne coltivata. Vediamo, prego. Sono scottato con un po' d'olio. Un po' d'olio. Buonissima. Ma certo. Piuttosto gli faccio 100 spaghetti al pomodoro, basilico e olio di quello buono, e gli do molta più gioia che non dargli un pezzo di carne che non assomiglia, cioè non sembra la forma della carne o quello che è, ma qualsiasi giorno dico di no. Mangiare meno carne è una soluzione più sostenibile per Michele, mentre l'Italia è uno dei paesi che sta considerando di proibire la carne a base di cellule staminali. Penso abbiano ragione, piuttosto sviluppiamo quello che è in Italia, quello che è l'etica dell'allevamento, dell'agricoltura e quello che sia, che comunque, cioè, essendo una nazione molto fortunata dal punto di vista geografico, abbiamo tutti i prodotti di sto mondo, bisogna salvaguardarli.
Penso che ci siano ancora molte domande senza risposta attorno alla nostra carne coltivata. Non credo che vedremo il giorno in cui si sfamerà il mondo con la carne coltivata. Penso che resterà sempre un mercato di nicchia per quelle persone che per qualche ragione vogliono mangiare questa carne. We see the world population still growing. La popolazione mondiale continua a crescere, il fabbisogno proteico continua ad aumentare, quindi dobbiamo soddisfare queste esigenze nel modo giusto. Sapendo che la carne tradizionale ha un impatto negativo sull'ambiente, vediamo la carne coltivata come una buona alternativa per la produzione di proteine. La speranza è che si possa trovare un buon equilibrio tra le due, in modo che la terra possa continuare a rinnovarsi per le generazioni future. Si può salvare il mondo con la carne alternativa? A Singapore ci si prova.